Ah, Kate Haring. Come si fa a parlare di lui senza ricordare che è morto a 31 anni? Quando l'ho conosciuto era amico di Bret Easton Ellis e per tutta la sera abbiamo parlato di Bret, del suo libro Meno di Zero, che amava tantissimo, e di William Burroughs, col quale stava lavorando, e dei lavori che tutte e due avevamo fatto per lui e per Andy Warhol, che adoravamo come l'icona che era per tutti e due. A parlare è Fernanda Pivano. Sembra ieri che Salvatore Ala ha fatto una sua mostra qui a Milano, una folla incredibile. Il viso di Kate pallidissimo, immobile nel sorriso, lo sguardo accorto senza felicità. T-shirt, jeans e scarpe da ginnastica, fiero di essere gay. Keith Haring era venuto a Milano per fare una mostra che era stata uno dei successi ai quali ormai Kate era già abituato, uno di quei successi da stella hollywoodiana. Poi c'era stata una cena con molti suoi ammiratori. A questa cena c'ero anch'io e Kate Haring aveva voluto che mi sedessi vicino a lui. Io, figurarsi, ero stata, come si diceva una volta, quando qualcuno ci credeva ancora, come invitata a nozze, perché pensavo che voleva parlare dei miei e suoi amici poeti americani. Ma Kate Haring era un po' più imprevedibile di così e in realtà voleva parlarmi dei suoi occhiali. Kate distribuiva a manciate clips che teneva sempre in tasca per queste occasioni e firmava dediche con i suoi pupazzi inimitabili e illustri sui cataloghi e a me raccontava sottovoce la loro storia. Così avevo sentito dalla sua bella voce le favole che aveva inventato per i suoi pupazzi, tutte storie dolcissime di poesia pura, tutte dedicate a un futuro che sicuramente non avrebbe tradito né loro né lui. Invece il futuro lo ha tradito e a 31 anni è stato rapito dal male più crudele, più inappellabile, più nemico dei giovani del nostro tempo. Quando gliel'avevano annunciato, non lo aveva creduto. Poi era andato a piedi fino alla riva del fiume di New York, si era coperto il viso con le mani e aveva pianto per ore, coi singhiozzi sempre più inesorabili, e le lacrime che lo inondavano dalla testa ai piedi, senza che né Dio né il diavolo riuscissero a fermarle. Non so se mentre tornava a casa piangeva ancora. So una cosa più dolce per il suo dolcissimo genio, che dopo quel momento era riuscito a lavorare ancora più pazzo di prima per preparare il mondo alla sua arte e per riempirlo in ogni spazio raggiungibile dei suoi pupazzi, i suoi baby festosi, i suoi intrecci di linee e di colori inimitabili, le pagine del suo diario che raccontavano per sempre la sua bellissima e tragica storia. Ah, gli anni, gli anni. Sembra incredibile, ma ormai le biografie li elencano tutti gli anni, e tutti gli amanti, e tutte le mostre, anche quella che ha fatto il 22 settembre 1989, ultima data del diario, sul muro della chiesa di Sant'Antonio a Pisa, o quel suo famoso arabesco di peni che ha ideato per un amico nel 1979. Già famoso come una rockstar, era raggiunto a Tokyo e in Belgio e a New York da folle di ammiratori o di aspiranti allievi, o comunque da persone che lo amavano e lo hanno aiutato col loro amore ad aspettare la morte. Tra gli amici e i collaboratori è importante ricordare, forse l'unico, se non ricordo male, citato nella sua autobiografia, vale a dire Little Angel, Ortiz, Ella Due, che compare anche in molte foto assieme a Kate Haring e che fece con lui una mostra importante presso Shafrazi a New York, se non ricordo male. Dice ancora la Pivano, e questo è interessante, il suo vero altare, l'altare di Kate Haring, è l'innocenza. La sincerità dei bambini è per lui un rifugio che lo protegge dal cinismo che lo circonda e sempre più ha creduto nella purezza dei bambini. Nel suo diario Haring scrive: non realizzavo mai temi erotici nei miei disegni della metropolitana per via dei bambini. I bambini per me rappresentano il futuro, l'immagine della perfezione. Non c'è nulla di negativo in un neonato, nulla. Un uomo che ha lasciato grande traccia di sé nel mondo, nella storia dell'arte internazionale, in soli 31 anni. Questo era appunto un
uno straordinario brano di Ferdinanda Pivano, degli Stralci ovviamente, in questo caso tratti da Kate Haring, l'ultima intervista, Abscondita.